Ieri a Porto Empedocle, al porto, si è registrato l'arrivo di ben 3 navi da crociera in contemporanea, la Sea Clud, la Serenissima e la Corinzia, che hanno così permesso lo sbarco di circa 300 visitatori, a dimostrazione che lo scalo empedoclino è uno di quelli privilegiati dalle navi di crociera che navigano per il mare Mediterraneo, anche in considerazione della vicinanza alla Valle dei Tempi, patrimonio dell'UNESCO, evento certamente determinante per lo sviluppo non solo della città marinara, ma anche per tutto il comprensorio agrigentino. Ma cosa sta facendo il Comune per agevolare tali eventi, per trasformarli da sporadici a permanenti? C'è un interesse concreto e attuale delle due compagnie da crociera che hanno fatto istanza di concessione per l'approdo a Porto Empedocle al molo Todaro, mi pare al modo Todaro. Io ne ho parlato col comandante della Capitaneria, fino avantieri sono stata a Palermo a parlare con l'autorità di sistema, portuale di sistema, col dottore Pasqualino Monti, che mi ha elencato tutte quelle che sono le attività che si faranno a brevissimo. Lui sperava anzi di poterle iniziare già prima di agosto, ma per via della burocrazia siciliana, delle lentezze burocratiche, procederanno questi lavori a iniziarsi. Evidentemente si addiverrà anche al dragaggio del porto. Fra l'altro io parlando gli ho detto che questa era fra le opere previste anche a compensazione del rigassificatore, quindi da parte della società che ha fatto istanza di concessione per questo tipo di attività, e quindi abbiamo parlato anche di questi aspetti, proprio di tutto il futuro dell'area, perché per ora c'è un'interlocuzione costante su questi temi. Verranno a breve abbattuti i silos non utilizzati, è già stata bonificata l'area da internet, verrà fatta imminentemente la stazione marittima, insomma tutte queste attività a servizio del rilancio del nostro porto, che diventa ormai centrale e strategico rispetto a un asse che viene dalla Cina e dalle altre nazioni. Davvero Porto Empedocle diventa forse il centro dello sviluppo di questa provincia, cioè si candida a essere in posizione centrale rispetto al centro dello sviluppo economico dell'intera provincia di Agrigento. Sindaco, un'ultima domanda, cosa c'è da dire dei tanti topi che invadono la città? Ma in realtà tutti questi topi io non li ho visti. Se lei scende, cioè, sembra addirittura, anzi mi dolgo del fatto che una testata giornalistica abbia asserito che a Porto Empedocle ci sono più topi che persone. Evidentemente c'è un'opposizione che tende a enfatizzare le minime distonie, ecco, in un ambiente che in realtà è abbastanza pulito, da tempo non si verificano più scioperi, bene o male. Ci sono alcune zone dove proliferano gli abbandoni dei rifiuti da parte di alcuni soggetti che non si rassegnano alla civiltà, e quindi evidentemente laddove si lasciano i rifiuti abbandonati ci può essere qualche incremento di fenomeni di questo tipo, ma in realtà noi abbiamo fatto la terza derattizzazione, abbiamo ultimato la terza derattizzazione che è cominciata l'11 settembre. Tutta questa presenza io non la vedo, c'è l'ufficiale sanitario che eventualmente ci sottoporrebbe la questione e non ce la sottopone, segno evidente che non c'è questo problema. Abbiamo fatto la disinfestazione nelle scuole prima che cominciassero le scuole, quindi non interromperemo neanche l'anno scolastico per questo, perché a volte non si arriva tardivamente, per cui veramente andare a fissarsi. Ora capisco che vogliono danneggiare me,